Mi chiamo Dal Cason Marilisa, sono a Venezia da 30 anni e questo è il mio bellissimo lavoro. Faccio le maschere di cartapesta come la vecchia tradizione. Allora, ho cominciato per una coincidenza della vita in cui la mia sorella aveva come fidanzato il fratello di un mio amico che fa le maschere qui a Venezia e sono venuta ad aiutarlo ed è stato il mio grande maestro e si tratta della tragicomica dal nostro Gualtieri. Utilizzo la cartapesta, che è la tecnica principale di Venezia, antica di Venezia, che era la più povera e la più facile da utilizzare perché era sostituibile e quindi poco onerosa per chi doveva utilizzare la maschera, e perché la usavano per molti mesi durante l'anno, era proprio un uso non più del periodo di carnevale, ma quasi un uso di quell'epoca. Ne ho parecchi, non saprei neanche quantificarli, in questo momento non sono esposti tutti, ci sono pezzi molto grandi che in questo momento vanno poco, quindi tengo il posto per altre cose e non saprei quantificarli. Ultimamente mi sto adeguando ad utilizzare la resina per essere in competizione un po' con i prodotti che offre la città, che sono a bassissimo prezzo. Utilizzo la resina dipingendola da sola e quindi offrendo un prodotto unico. Dal prototipo iniziale cambiare completamente, stravolgere la forma della resina. Quindi io rompo, taglio tutte le maschere e ne creo di nuove. Sì, l'ho vista cambiare, ho visto Venezia venire svalutata, ho visto Venezia diventare un porto, un cestino più che un porto di mare, un cestino di un turismo non più di qualità, un turismo che forse tutto è dovuto anche dalla crisi, non si esclude questo, però un turismo di massa che non fa bene alla città in quanto non è pronta a queste orde di persone. Il mio lavoro ha bisogno dello stimolo della gente, dell'apprezzamento della gente, e quando vedi che hai difficoltà a far capire che il costo è relativo a tutto un lavoro a monte, allora lì l'entusiasmo a volte cala, però basta poco perché riparte. Chi compra da me compra perché sa che è fatto a mano, quindi indipendentemente da cosa, anche se fosse resina dipinta a mano, sa che è dipinta a mano e che è un pezzo unico. L'invito che vi faccio: venite a vedere, se avete idee venite da me, io vi aiuto a elaborarle, venite il mio sorriso e la mia accoglienza non potrà altro che parlarvi del mio lavoro.